un'edizione ricca di tanti ospiti e di tanti spunti. Come è andata? Ma personalmente io sono assolutamente contentissima, moltissimi incontri hanno superato le mie aspettative. La settimana è stata bellissima a livello climatico, quasi torrida, quindi ovviamente sfilare la gente dal bagnasciuga non è facile, ma abbiamo avuto più di 1500 presenze. Anche stasera l'incontro, il spettacolo con Galliano sui miti greci che va alle 21 in piazza Unicef è sold out. Abbiamo fatto almeno 3 eventi sold out, Saudino, Matteo Saudino e Ruffini, uno story lab che ha avuto tantissime adesioni, uno story lab per bambini che anche quello è andato sold out e tantissime presentazioni che hanno avuto sempre 40, 50, 60, 80 persone in sala, quindi secondo me è un grandissimo risultato per quanto mi riguarda, visto che per me è la mia seconda edizione. Gli ospiti sono stati contentissimi, tantissimi hanno chiesto di ritornare in caso uscissero prossimamente con altri libri, il pubblico è entusiasta, abbiamo ricevuto tantissimi complimenti, insomma vedo il festival iniziare a girare anche in ambienti extra Liguria in cui se ne parla, la gente insomma lo cita, quindi siamo veramente felici. In occasione dell'edizione 2025 c'è stata anche una riedizione della rivista La Fiera Letteraria di Umberto Fracchi. Questo è stato un progetto per cui io ringrazio tantissimo il Comune di Casarza di aver sostenuto la mia idea di rifondare questa rivista. La Fiera Letteraria è stata fondata a dicembre del 25 da Umberto Fracchia. Si chiamava La Fiera Letteraria perché voleva aprire la cultura a un vasto pubblico, sempre a riuscire ad entrare anche un po' tra la gente in maniera più popolare rispetto a quella che era l'elite culturale dell'epoca, ed è andata avanti fino agli anni 60. Mi sembrava un'occasione bellissima per riportare in vita una rivista che è un luogo comune, come cita anche il nostro payoff di quest'anno. Ho affidato la cura di questa rivista a Stefania Vitulli, professoressa universitaria della Cattolica e giornalista, perché penso che ognuno debba fare il proprio mestiere. Abbiamo trovato insieme i contenuti, abbiamo contattato insieme le firme e abbiamo avuto un riscontro pazzesco. Abbiamo firme tipo Livermore, Bohm del Museo di Pietrasanta di Mitorai, lo studio OBR di Milano, abbiamo Livermore, Simenon ha dato un contributo sulla pagina centrale, Nicole Sarfatti che è anche giurata del nostro festival, la Matteucci, francamente non mi aspettavo un riscontro così alto da figure veramente del panorama culturale italiano, ecco. Quindi li ringrazio anche per aver messo un po' di loro in questa rivista, in questo progetto. Qual è stata la qualità degli elaborati che sono arrivata in concorso? Sicuramente sono rimasta molto sorpresa per la varietà, infatti si è spaziato molto tra i generi, quindi la capacità anche di incastrare elementi narrativi diversi fra loro, temi importanti come il ruolo della cultura nella nostra società, però con anche uno storytelling molto convincente anche per elaborati fatti da persone di giovanissima età. Che cosa veniva richiesto a chi ha partecipato al concorso? L'idea era appunto raccontare la cultura come luogo comune, però è stato molto interessante vedere come questo tema sia stato in realtà declinato in modi diversissimi, e ho trovato particolarmente interessante, specialmente in alcuni racconti, come oltre alla riflessione sulla cultura ne scaturissero altre altrettanto interessanti, altrettanto contemporanee. Quindi sicuramente è stata rispettata la consegna, però poi sono scaturite anche altre riflessioni. È stato difficile scegliere dei nomi di vincitori? Abbastanza, però alla fine secondo me l'originalità ha ripagato, quindi i racconti più meritevoli sono emersi e si sono stagliati abbastanza nel panorama degli altri, senza togliere nulla a tutti i partecipanti. Quali sono stati gli elementi che hanno determinato anche poi l'esito finale? Ma penso ci sia stato abbastanza, peraltro, allineamento sui giudizi. Secondo me uno degli elementi potrebbe essere anche appunto l'originalità, perché alcuni erano davvero sorprendenti considerando anche la giovane età di alcuni degli autori. Ovviamente poi quello per cui viene giudicato un racconto, quindi lo stile, il ritmo narrativo, la costruzione della trama, è chiaro che sono tutte caratteristiche che concorrono al giudizio, però credo che l'originalità, e infatti i vincitori sono tutti molto diversi fra di loro e hanno affrontato il tema in modo molto originale.
il festival ha alzato decisamente l'asticella, possiamo dire così? Ma sì, spero di sì, nel senso che il tentativo è stato quello di chiamare delle scrittrici e degli scrittori che potessero essere interessanti per il pubblico, ma avessero soprattutto qualcosa di interessante da raccontare rispetto allo slogan bellissimo del Premio Fracca, che è cultura, luogo comune. Sono arrivati degli scrittori amati dal pubblico, da Paolo Ruffini, che in fondo noi lo conosciamo tanto come comico e presentatore, però ha scritto un libro che ci fa tanto riflettere sulla contemporaneità. Giancarlo De Cataldo, c'è stato Gianandrea Cerone, abbiamo mescolato linguaggi, sono arrivati anche protagonisti del web che raccontano tutti i giorni i libri sul web. Insomma, abbiamo cercato di modulare stili, modulare generi, c'è stata Alessia Gazzola. Insomma, spero che il lavoro sia stato comunque interessante e dal mio punto di vista siamo riusciti ad approfondire molto questa tematica, no? Della cultura, che deve essere un luogo comune, un luogo da abitare, un luogo in cui tutti abbiamo un po' una responsabilità in quello che decidiamo di metterci. C'è un filo conduttore comune tra questi autori contemporanei, è Umberto Fracchia, che appunto ha avuto in questa località Bargone anche la sua residenza estiva. Ma sì, in fondo il filo comune è il racconto anche un po' della complessità. C'è un filo comune tra questo 1925 in cui Umberto Fracchia anche lanciava la sua fiera letteraria e questo 2025 che viviamo oggi, no? Che forse è anche un momento critico, un momento anche in cui la cultura soprattutto e i romanzi possono offrirci da un certo punto di vista non solo un conforto ma anche un filtro con cui vedere e osservare le cose. Un premio letterario che sta crescendo di anno in anno. Quest'anno com'è stata la qualità anche degli elaborati che hanno partecipato al concorso? Quest'anno c'è stata un'altissima qualità degli ospiti, quindi della kermesse per il pubblico, ma devo dire anche sorprendentemente anche degli elaborati. Io ho avuto la fortuna di essere stato coinvolto da Marta Perego, che è un'amica, e sono stato molto felice di essere coinvolto e poi soprattutto di aver scelto anche per le varie categorie, quindi ho letto elaborati di giovani, ho letto elaborati di persone più anziane, quindi è stata una bellissima esperienza. Devo dire, ho trovato 2 o 3 libri molto belli, 2 o 3 elaborati molto belli che ho premiato e quindi mi prendo la responsabilità del mio voto. C'è ancora una sensibilità sui temi letterari, si dice spesso che si legga sempre di meno, si scriva sempre di meno, i giovani invece in questo caso si sono avvicinati a questa scrittura. Ma guardi, secondo me si legge in modo diverso, anche perché comunque abbiamo tanti mezzi differenti che ci portano alla lettura in questo momento. Devo dire che in realtà i giovani sorprendono perché pur magari essendo lettori meno assidui hanno però delle verticali di lettura, quindi quelle verticali le conoscono e le leggono molto bene. In tanti elaborati appunto dei giorni abbiamo trovato, non so, strutture di fantascienza, di narrativa fantasy, quindi vuol dire che hanno delle reference letterarie e questo fa ben sperare. Un premio Fracchia che sta crescendo di anno in anno, portando in questa frazione del comune tanti ospiti, tante persone appassionate di letteratura. Sì, è un premio che ora è arrivata alla 5ª edizione e ogni anno sta sempre più crescendo grazie anche all'ottimo lavoro della direzione artistica. Io però vorrei ringraziare tutto lo staff comunale perché senza di loro questo premio non si potrebbe realizzare perché dietro c'è un grosso lavoro. Oggettivamente Casarza con questo premio ha avuto una valenza non solo nazionale, quest'anno anche internazionale, perché abbiamo una partecipazione anche di iscritti, di persone, di ragazzi, di ragazze che provengono da tutto il mondo. Quindi io penso che sia veramente un valore da portare avanti. Ringrazio tutte le istituzioni che hanno sempre dato una mano e contribuito, Regione Liguria. Quest'anno abbiamo addirittura il patrocinio del Ministero della Cultura, della Comunità Europea, quindi sta diventando un premio di livello. Io dico questo, cultura popolare. Quest'anno il titolo di questo festival letterario era Cultura luogo comune e io l'ho rivisitato anche come cultura bene comune perché veramente è per tutti la cultura e quindi io ringrazio la direzione artistica, ringrazio tutti coloro che hanno reso questo premio di un livello che credo sia, lo vediamo, in un posto magnifico come questo, nel ricordo di Umberto Fracchia che tra le tante cose ci ha lasciato, oltre a questo giardino stupendo, ci ha lasciato anche tutta la zona del mausoleo dove faremo un sacco di eventi nei prossimi anni.
tutto pronto per la prossima stagione? Diciamo che ormai ci siamo, abbiamo fatto i dovuti acquisti di cui la squadra ne aveva bisogno e abbiamo mantenuto molti dei giocatori dell'anno scorso, abbiamo fatto qualche innesto secondo me nei punti più bisognosi, dove c'era più bisogno di intervenire, con degli innesti secondo me di qualità e che potrebbero e dovrebbero farci fare quel salto che ci serve per fare un buon campionato. Ecco. Poi al vincerlo non lo so, magari ci puntiamo sicuramente, però sicuramente a fare bene, ecco, questo è l'obiettivo. C'è un nuovo staff tecnico. Un nuovo staff tecnico, il mister Mauro Foppiano, a cui faccio i miei migliori auguri e su cui ci puntiamo molto. È stato fortemente voluto da me perché reputo un allenatore vincente, un allenatore che ha vinto tanto negli anni passati e quindi potrebbe essere quello che ci fa fare quel salto che cerchiamo. Ecco. Vediamo un campo lucido, tirato insomma benissimo anche col manto, ragazzini, insomma vivacità Casarza Ligure. Sì, diciamo l'obiettivo del nostro progetto è proprio questo, settore giovanile, quindi creare una squadra che arriva proprio da loro, ecco, puntare ai giovani per poter poi arrivare alla prima squadra. In questo momento cerchiamo anche di rafforzare la prima squadra per poter salire di categoria e quindi essere anche un po' più di appeal per i giovani, perché davvero questo è l'obiettivo di me, che sono entrato qua dentro, che ho iniziato questa avventura e quello che mi ha chiesto anche un po' il comune di Casarza Ligure, puntare ai giovani, puntare al sociale per creare qua un progetto fatto di valori e di sport. Non solo calcio ma anche la pallavolo. Esatto, non solo calcio, anche la pallavolo, puntiamo a uno sport a 360 gradi qui a Casarza e quindi l'anno scorso mi è stato chiesto di entrare a far parte della pallavolo, ho accettato con grande entusiasmo e grande onore, questo per me insomma è un segno di responsabilità e li ringrazio. Sono entrato in questo mondo che non conoscevo tanto, però devo dire bellissimo gruppo, bellissima famiglia e soprattutto anche quest'anno abbiamo raggiunto l'obiettivo della promozione, siamo saliti in prima divisione e la palestra è qua vicino, quindi diciamo lo sforzo non è tantissimo. E bene, ecco, questo va un po' a rafforzare il progetto a 360 gradi di sport che abbiamo qua a Casarza. Grande attesa e una scelta personale del presidente per il mister Foppiano. No, guarda, col presidente abbiamo chiuso in penso 15 ore, mi ha chiamato il sabato mattina che io forse ero ancora vicino a altri lidi e mi ha chiesto vorresti venire a Casarza e gli ho detto presto, non mi ha mai chiamato e io aspettavo una sua chiamata. Allora mi fa, allora al pomeriggio alle 15 ci vediamo da me in ufficio e abbiamo chiuso in 2 minuti, ma perché ho sentito che c'era un bel progetto e subito sono stato colpito da tutte le belle cose che mi ha detto il press, che mi ha detto lo staff, che mi ha fatto capire. Non sarà facile vincere perché tutti pretendono di vincere, però ce la metteremo tutto e cercheremo di costruire qualcosa di importante. Come si riuscirà a gestire questa voglia di vincere di tutto l'ambiente, a cominciare dal presidente? Beh, questa è una cosa molto importante, bisogna cercare innanzitutto di lavorare bene durante la settimana, metterci un grande impegno da parte di tutti, dallo staff, dal magazziniere, da tutta la società e poi ci vuole un pochettino di fortuna, ma la fortuna te la fai costruendotela sul campo piano piano con tanta umiltà, tanto sacrificio e sono convinto che potremo fare bene.
Ecco, la squadra è già fatta oppure manca ancora qualche ritocco, e quando iniziate la preparazione? Allora, noi iniziamo il 18 di agosto, diamo un lavoro a tutti i ragazzi del mio prof che faranno in questi 20-25 giorni che mancano prima della preparazione, ma diciamo che la squadra a grandi linee diciamo di sì, poi magari si può aspettare un colpetto a sorpresa, però va bene, io sono contento di quello che stiamo facendo, abbiamo riconfermato tanti ragazzi che avevano fatto bene l'anno scorso e dunque abbiamo messo, come ha detto il press, degli innesti mirati, perché secondo me un po' di qualità, ma proprio in personalità, perché non è una squadra molto giovane e speriamo, come ho detto prima, di cercare di fare bene. Poi vedremo strada facendo, piano piano, ma sono convinto che Casarza sarà lì a giocarsela con tutte.